Rachele Falchi, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali e mi occupo di piante arboree da frutto e in particolare di approcci genomici e trascrittomici per lo studio della fisiologia e della risposta di queste piante agli stress ambientali o alle diverse pratiche colturali. Nell'ambito del progetto TEAM mi sono occupata dell'attività di scelta e caratterizzazione delle varietà di mela come alleato per il benessere e per la prevenzione. Come diceva il filosofo tedesco Feuerbach, noi siamo quello che mangiamo. In effetti non possiamo pensare che il cibo non influenzi la nostra salute, considerando che in esso sono contenuti tutti gli elementi che andranno a costituire il nostro corpo. I frutti sono ricchi di vitamine, di minerali, di sostanze antiossidanti e fibre, ma ciascun frutto è caratterizzato dalla presenza di alcuni specifici principi nutritivi e i colori che contraddistinguono i diversi frutti possono essere un indicatore di questa diversificazione naturale. Le mele sono tra i frutti più popolari e consumati al mondo e sono una ricca fonte di polifenoli e fibre. Studi epidemiologici ci dicono che il consumo frequente di mele è associato a un ridotto rischio di patologie cardiovascolari, obesità e cancro. Da anni si studiano le proprietà nutrizionali di frutta e verdura, ma ad oggi nessuno ha dimostrato che gli effetti benefici dei frutti possano essere riprodotti isolandone i singoli componenti. Quindi i meccanismi non sono del tutto chiari, ma i polifenoli e le fibre vegetali sembrano essere i principali mediatori di tali benefici. Non bisogna dimenticare che questi composti nascono in natura con un ruolo ben preciso nelle piante. In particolare i polifenoli sono dei metaboliti secondari con un ruolo nella difesa, nella comunicazione tra piante e microrganismi e funzionano come attrattivi, si pensi ai colori dei fiori o dei frutti, o come repellenti. Le pectine sono delle catene di zuccheri, dei polisaccaridi, e fanno parte della struttura delle cellule vegetali, conferendo ad esse resistenza e permettendone l'adesione le une alle altre. Le pectine, oltre a contribuire all'apporto di fibra, possono anche interagire con i polifenoli, influenzandone la biodisponibilità. Quindi le variazioni della composizione e dell'organizzazione delle pectine nel frutto può portare a un diverso grado di interazione con i polifenoli. Nel frutto le pectine svolgono un ruolo cruciale nella determinazione di croccantezza e consistenza della polpa, che comunemente viene misurata con uno strumento chiamato penetrometro. Quindi è importante lo studio della composizione e dell'integrità delle pectine, che a sua volta dipende dall'azione di specifici enzimi, perché questo ha una grande influenza, oltre che sulle proprietà qualitative dei frutti, anche sull'entità degli effetti benefici apportati. Ci sono inoltre altri aspetti da considerare. Se è vero, come dice il proverbio, che una mela al giorno toglie il medico di torno, dovremmo sapere che esistono molti diversi tipi di mele o genotipi, se si vuol fare riferimento alla loro identità genetica. Tanti che potremo mangiarne un tipo diverso ogni giorno per 20 anni. Quindi varietà diverse possono avere caratteristiche molto diverse anche dal punto di vista salutistico. In secondo luogo, la concentrazione dei singoli composti nella mela di una specifica varietà non è costante, ma dipende dal grado di maturazione del frutto, dalle condizioni di coltivazione, di raccolta, di conservazione
e dalle eventuali infezioni subite dalla pianta. Pertanto, la maggior parte degli studi condotti fino ad ora non ha considerato gli effetti della conservazione dei frutti sulla perdita o acquisizione di proprietà salutistiche. È noto, per esempio, che la mela della varietà Golden Delicious ha una consistenza che decresce più rapidamente rispetto a quella della varietà Fuji. Tuttavia non sono note le possibili ricadute di queste caratteristiche sugli effetti salutistici delle mele. Pertanto diventa fondamentale caratterizzare questi aspetti nelle diverse varietà note di mela, ma diventa anche importante la riscoperta, la valorizzazione e lo studio di varietà autoctone al fine di diversificare l'offerta in un mercato sempre più esigente, non solo dal punto di vista della qualità organolettica, ma anche dal punto di vista della qualità nutrizionale e salutistica dei frutti.